I podcast di LCN Sport. Buongiorno amici di Diario 1912 da Calcio Lecco Day by Day, venerdì 18 aprile 2025. Match Day è l'ultimo match day esterno della stagione, il penultimo per quanto riguarda il 2024 e 2025, perché la stagione va in archivio per quanto riguarda le nostre gare esterne. E settimana prossima contro l'Atalanta Under 23 chiuderemo definitivamente l'annata, un'annata che, come abbiamo avuto modo di dire già tante volte, è stata non soddisfacente, complessa, piena di ostacoli, in tanti casi anche autogenerati, pericoli. Non dimentico quando ci siamo girati per un attimo, avevamo il baratro lì dietro, sai, quando dici forse sto un pochino rischiando, no? Poi alla fine è arrivato lo sprint per riuscire a levarsi da quella situazione tutt'altro che simpatica e semplice. E ovviamente c'è un prima e un dopo mister Federico Valente, che basta prendere i punti fatti, il rendimento tenuto, il sentimento generato anche dalla tifoseria, e penso ci sia null'altro da aggiungere rispetto a quello che comunque è stato il risultato finale della salvezza conquistata, che appunto è stato obiettivo minimo, ma quando parti poi con altri obiettivi, quello minimo ti sembra tutto meno che scontato. Anzi, non è sembrato sicuramente tutto meno che scontato. Comunque oggi andiamo a giocare al Mario Berti di Caldiero, provincia di Verona. Ultima partita, buon numero di tifosi al seguito. Ieri tra l'altro il gruppo 1912 ha annunciato lo scioglimento. Era uno dei gruppi organizzati della Curva Nord e è stata insomma presa questa scelta nella quale non possiamo entrare non conoscendo le dinamiche, ma in generale non lo faremmo, perché non è da noi andare sul gossip dei gruppi organizzati. Ci sono dinamiche che poi personalmente conosco anche avendo fatto parte da ragazzo dei gruppi organizzati, che possono portare a questi tipi di passaggi finali. Tante volte sono semplicemente fisiologici, perché si parte magari da ragazzini, in tanti casi 15-16 anni, si diventa poi ragazzi, uomini, le vite cambiano, ci si evolve, banalmente si mette su famiglia e diventa tutto diverso a livello di prospettive. Comunque avremo sicuramente un buon supporto, la squadra avrà sicuramente un buon supporto anche nel periodo a venire, almeno questo ci sta raccontando la stagione. Per quanto riguarda la gara odierna, noi partiamo sempre o quantomeno sempre nell'ultimo periodo partiamo dal commento, dalla prepartita. Oggi giocano tutte alle 8. Il presupposto è questo: tutte in campo alla stessa ora. Gli ultimi 180 minuti sono con la contemporaneità. Ecco, non dover attivare nessuna notifica dagli altri campi oggi è anche piacevole, dopo aver passato in modo abbastanza compulsivo il tempo a guardare l'orologio durante le ultime settimane. Albino Leffe Alcione Milano, posto per i playoff in palio per l'Alcione. L'Albino Leffe continua a inseguire il quarto, così come continua a inseguirlo l'Atalanta, che riceve l'Arzignano, che a sua volta insegue i playoff. Caldiero Lecco, abbiamo detto credo tutto nel corso di questi giorni, la penultima che cerca di rimanere agganciata al treno
Per i play-out il Lecco Salvo, che però vuole vincere in trasferta, ha smesso di contare i giorni che ci separano dal 29 ottobre 2023, perché è diventato ormai abbastanza, purtroppo ridicolo, però questo è il presente che ci si è andati a cercare. Già la Virtus Verona, 2 tra le squadre più in forma del campionato da lungo tempo, e anche queste inseguono la possibilità di arrivare quarte. Vicenza Triestina, il Vicenza che dovrà chiaramente guardare il testacoda Padova Clodiense e vincere in prima battuta per tenere aperto il campionato. La Triestina che dopo i fattacci degli ultimi giorni, la penalizzazione che arriverà l'anno prossimo non sarà banale, deve lottare per la sua sopravvivenza. Novara Trento, Novara deve difendere un posto playoff, l'ultimo. Il Trento deve provare a vincere per rimanere lì in lotta per il quarto posto. Padova Clodiense ho appena detto, una è retrocessa, l'altra deve vincere per chiudere il discorso, provare già a chiudere in questa settimana il discorso promozione in Serie B, ma avrà bisogno in questo caso di un favore dalla Triestina, se no rimanderà la prossima settimana quando giocherà Lumezzane. Il Lumezzane che va a giocare contro la Propatria, il Lumezzane che deve fare punti per assicurarsi la salvezza, la Propatria che deve fare punti per star al peggio attaccata alla Triestina, sperare magari di recuperare qualcosa. Renate Pergolettese, anche qui Renate che vuole vincere per inseguire il quarto posto, la Pergolettese che ha bisogno di punti per salvarsi, perché il discorso è tutt'altro che chiuso, anzi le ultime 5 sconfitte consecutive hanno messo tutto maledettamente in bilico per la squadra di Mr. Jack Currioni. Per quanto riguarda i nostri avversari odierni, che erano partiti benissimo, in realtà in Coppa ha fatto un percorso straordinario, sono arrivati in semifinale, 3 vittorie nelle prime 4, approccio quindi supera la categoria. Io pensavo sarebbero durati almeno un girone come l'Alcione, perché ci sono delle basi in comune, un percorso che viene da lungo tempo e via dicendo, e invece si sono squagliati molto presto. 5 sconfitte di fila, poi mini serie positiva con 2 pari e una vittoria, 2 sconfitte consecutive, pareggio, sconfitta con l'Atalanta. In Coppa, come ho detto, percorso importante, hanno vinto pure a Padova, è l'unica sconfitta interna del Padova in stagione, doppia batosta interna con l'Arzignano e poi soprattutto a Lecco 5-1 inizio dicembre, poi il pareggio con la Clodiense, 4 sconfitte di fila, via dicendo. Dalla 24esima ai giorni nostri sono arrivate 2 vittorie col Trento in casa e con il Novara sempre in casa al Mario Berti in tempi recenti. Il Caldiero che ha iniziato la propria stagione sul campo della Virtus Verona e non erano partiti neanche male, come ho detto, poi però si sono veramente squagliati presto, pur avendo anche qualche giocatore interessante come Cazzadori e Marras, che non sono loro, però comunque sono giovani ma sono giocatori di qualità. Hanno preso Scappini al centro dell'attacco, ma non fa fatica a giocare tante partite di fila dal primo minuto. Questo ci sta dicendo il suo percorso al Caldiero. Sicuramente l'anima della promozione in Serie D non ha funzionato. L'ultimo match interno, quello con l'Atalanta Under 23, ha portato a un pareggio firmato Pelagatti Vlahovic su calcio di rigore, con poi l'Atalanta che ha colpito la traversa a pochi minuti dalla fine. Sostanzialmente però una partita brutta che l'Atalanta ha giocato anche poco bene. In casa hanno questa serie aperta di 3 partite, pareggio con Renate 2-2, vittoria appunto con Novara 2-0 e pareggio, come abbiamo appena detto, con Novara 1-1. L'ultima sconfitta risale a Caldiero Terme fra il Pissalò 2-3. Erano tornati da poco, tra l'altro, forse addirittura la prima gara giocata al Mario Berti dopo quella di Coppa con la Gian Erminio, persa 2-3 pochi giorni prima, una decina di giorni prima, la semifinale di ritorno. Anche
anche in campionato era arrivato questo KO 2-0 Feralpi, 2-2, poi Balestrero all'80esimo, un gol veramente brutto da vedere, su male la difesa del Caldiero in generale, che sicuramente non sta brillando per efficacia e compattezza quest'anno, soprattutto nell'ultimo periodo. Però ecco, tant'è, si sono persi presto per strada e fondamentalmente non si sono più ritrovati. Devono provare a stare dentro questi 9 punti rispetto alla quintultima, oggi la Pro Vercelli, e non dovessero farcela oggi diventerebbe poi veramente complicata. Settimana prossima andranno a giocare sul campo dell'Union Clodiense ultima, che vorrà però salutare, immagino, in casa Chioggia davanti ai suoi tifosi, la categoria con un sussulto di qualcosa di positivo. E questa è la mia lettura sugli ultimi loro 180 minuti. Chiudiamo questo appuntamento di Diario 1912. Vi do già l'appuntamento a stasera, ore 20, LCN Stadio. Da questo orario sarà quello del calcio d'inizio, come ricordo quello di tutti gli altri 9 match, tutto in contemporanea, con le probabili formazioni per quanto riguarda il Caldiero: Crespi, Mazzolo, Pelagatti, Gobetti, Parodi, Mondini, Gattoni, Florio, Zerbato, Cazzadori, Fasan. Questo secondo quelle che sono le nostre indicazioni. Poi bene o male il Caldiero è una squadra che si sta schierando in maniera abbastanza coerente durante l'ultimo periodo. Per quanto riguarda il Lecco, io già nei giorni scorsi, poi l'ho anche chiesto a Mister Valente in conferenza stampa, penso che all'interno della gestione dei diffidati ci sarà possibilità già domani per Dalmasso tra i pali. Furlan è diffidato e penso che possa meritarsi anche Amadou Fall il debutto in questi ultimi 180 minuti. Debutto tra i professionisti. Lui ha debuttato già tra i grandi già da tempo, però tra i professionisti non ha mai avuto modo di fare un minuto. Oltre a Furlan ho un dubbio che ora vi esplico. Metto Martis, Battistini, Critta dietro, ma il mio dubbio qual è? Ferrini non c'è, non è stato convocato, non è ancora ok. Mi tengo aperta la possibilità di rivedere, come a Padova, Battistini centrodestra, che è in diffida, Marrone al centro di rientro dopo la squalifica, e a sinistra Manuel Martic. Questa è una delle due possibilità. Poi a centrocampo metto Anderson, Frigerio, Zanellato, Marino, Cavallini, Šipaš e Galeandro, che cerca il gol. Secondo me lo trova in questi ultimi 180 minuti. L'ha trovato l'ultima volta con l'Atalanta all'andata. Secondo me in questi ultimi 180 minuti lo trova. Vedremo. Mi discosto molto da quella data ieri nelle CN warm up, che è arrivata prima della mancata convocazione di Ferrini, quindi tenetele conto se la guardate oggi. Vedremo che avrà avuto ragione. Buona giornata a tutti e forza Lecco sempre.